Lui, il campione, l'uomo, Pablito, indimenticato, indimenticabile. Numero 9 che ha legato la sua storia al calcio mondiale, ma quei colori, il bianco e il rosso, gli sono rimasti attaccati addosso tutta la vita. E anche dopo, anche oggi, Vicenza, la sua Vicenza, il suo Lane, trascorse settimane, mesi dal funerale che ha fatto suonare le campane e piangere tutta la città, vuole celebrare il campione dedicandogli un pezzo del suo cuore sportivo. Davanti all'ingresso dello Stadio Menti, una parte di Via Schio verrà cancellata per far spazio al largo Paolo Rossi, piazzale pedonale con spazi verdi. In sostanza la trasformazione del piazzale diventerà con queste modifiche pedonale, con delle aree verdi e soprattutto con una statua di Paolo che ricorderà Paolo qui in bronzo e con lo spostamento della ringhiera verso la curva nord allargando lo spazio pedonale e restituiranno le vecchie biglietterie che diventeranno funzionanti e verranno riqualificate. È una scelta di cuore, non di pancia, non una decisione brusca, improvvisata, nata da un subbuglio di sentimenti disperati al momento dell'ultimo addio al campione. Qui il seme dell'amore che Vicenza ha per Paolo Rossi ha avuto tempo di germogliare in un progetto pensato, maturato e per questo ancora più solido e condiviso. Ma è solo la prima di una serie di iniziative per ricordare Pablito. Ed è la prima di altrettante che verranno avanti nei prossimi mesi. Siamo contenti di partire con un'intitolazione di uno spazio importante e con il cambio del nostro indirizzo, della nostra sede sociale, che sarà sempre legata da oggi in poi a Paolo. La soluzione migliore per ricordare degnamente Paolo e per far sì che appunto Paolo restasse in maniera importante nella sua Vicenza. Così Paolo Rossi resterà per sempre legato al suo stadio e chi vorrà raggiungere la sede del Vicenza d'ora in poi dovrà inserire sul navigatore il nome del campione. Stavo pensando proprio la stessa cosa perché questa mattina quando sono arrivata proprio sul navigatore ho messo Via Schio e allora pensavo la prossima volta dovrò mettere Via Paolo Rossi e sarà un'emozione grande.